Oggi Giorno della Memoria è un'iniziativa della Prefettura in collaborazione con l'Archivio di Stato e con le scuole agrigentine. Con le scuole agrigentine ha fatto bene perché dico, il dialogo deve essere sempre costante con le giovani generazioni. Oggi in questo percorso che è stato ideato dall'Archivio di Stato nell'ambito di una propria progettualità che, come ho avuto modo di evidenziare più volte, è cominciato questo percorso il 4 di novembre come celebrazione istituzionale, prosegue con la giornata della memoria, il giorno del ricordo, il 25 aprile, per giungere poi il 2 giugno all'80° anniversario della Repubblica Italiana. Un percorso che deve vedere sempre necessariamente coinvolti i giovani, gli studenti e coloro che affiancano le istituzioni in questo percorso istituzionale. Oggi ecco, con l'Archivio di Stato creiamo un dialogo e una riflessione con gli studenti del liceo classico che hanno realizzato tanti elaborati che oggi verranno pure letti e commentati, ma nello stesso tempo oggi si vuole fare memoria, ma non una memoria passiva, è una memoria costruttiva, una memoria in cui si prende consapevolezza e poi una memoria che, come ho detto, ci conduce ad un percorso istituzionale. Questo è il nostro compito, le istituzioni devono sempre mantenere viva questo rapporto con il territorio, con le scuole e fare sì che tutto ciò che è discriminazione, odio razziale, non faccia parte del linguaggio degli studenti di oggi. Già dal novembre del 2025 un percorso di riflessione sul valore degli 80 anni della Repubblica. Siamo ormai all'inizio del 2026 e tra qualche mese saremo tutti chiamati a riflettere sul valore di questo anniversario significativo per la storia del nostro Paese. In questo percorso gli studenti sono stati resi protagonisti perché ogni azione che nasca dal mondo della scuola, dal mondo della cultura e dal mondo delle istituzioni deve guardare necessariamente a quella che è la formazione civica delle future generazioni. Questo percorso è la quarta tappa, un percorso che valorizza una specifica memoria storica che è quella legata al 27 gennaio, giorno della memoria, e lo fa guardando da una particolare prospettiva storica che è quella del mondo della scuola. Tutto questo percorso espositivo di cui a breve darò informazione si basa sull'introduzione naturalmente delle leggi razziali nel nostro Paese, ma soprattutto sulle conseguenze che tale applicazione generò all'interno del mondo della scuola. Perché questo? Perché ritengo che sia una riflessione necessaria quella che riguarda il mondo della scuola. Quando viene colpito il mondo della scuola, come in questo caso, viene colpito a mio avviso il cuore di uno Stato per le premesse di cui accennavo precedentemente.